Buon pomeriggio dal Polese di Cagliari per assistere alla 25esima giornata del campionato di eccellenza tra la Ferrini di Cagliari e la Torres in trasferta. Si parte Ferrini in posto palla, lancio il primo pallone, Casu con le mani, la rimessa lunga, palla spizzata all'interno dell'area di rigore, ancora Spinola dentro l'area di rigore, si gira col destro contrastato da Fiori. Pallone giocato dentro, ma arriva Manoni che pressa, recupera palla, ancora Chelo, il destro di Chelo e il gol della Torres con Chelo sul disimpegno sbagliato in fase difensiva dalla parte della Ferrini di Cagliari. Arriva la sentenza, arriva il gol di Chelo al minuto numero 10 di questo primo tempo. Questa volta Medda, pallone fuori ancora per Argiolas, il cross, pallone che gira, c'è il gol di Mancusi, il pareggio della Ferrini Cagliari con Alessandro Mancusi sull'ottimo cross di Fabio Argiolas, scavalcato Torrepinna. Il destro parte Mannoni, pallone che gira, la spizzata, il gol della Torres con Sarrizzu. Il gol di Sarrizzu per il 2-1 della Torres. Al minuto numero 21 e 43, ottimo il calcio di punizione, palla dentro per Spinola, il controllo di Spinola all'interno dell'area di rigore, il destro, la respinta di Tronci, cerca l'angolo lontano Spinola. Adesso la conclusione di Chelo, palla che sfiora il palo, ma Argiolas si ritrova lì il pallone all'interno dell'area di rigore, il destro, palo di Fabio Argiolas che calcia sul primo palo. Mannoni, palla dentro, Sarrizzu dentro per Spinola, pallone dentro Chelo, la doppietta del numero 9 rossoblu e il 3-1 della formazione sassarese, ancora con Chelo sotto misura sull'assist del numero 11 Spinola. Ancora Chelo, pallone a giro che termina sul fondo. Ancora Chelo, a tu per tu il pallonetto di Chelo e arriva il tris dell'attaccante con la maglia numero 9 della Torres. Arriva il 4-1 della formazione sassarese. Il tiro cross di Argiolas, pallone che termina sul fondo. Fiori controlla Minutolo. C'è il movimento di Minutolo, parte direttamente in porta Mannoni, pallone sul fondo. Arriva la sovrapposizione di Cucu, viene servito adesso, ancora Cucu. C'è il rigore. C'è il rigore per la Ferrini Cagliari. Parte Argiolas e il gol della Ferrini che accorcia le distanze, 4-2 in favore della Torres, col gol messa a segno dal capitano Fabio Argiolas. Pallone giocato verso Cucu, il controllo, fischietto alla bocca, arriva il triplice fischio del direttore di gara. La Torres espugna il Piero Polese di Cagliari con il risultato di 4-2.